Alberto Nincà, esordio amaro per il Bassano, sconfitta a Montebelluna, bisogna ripartire adesso. Sì, bisogna ripartire soprattutto dagli ultimi due quarti. Pensare più a noi altri piuttosto che alla squadra avversaria, giocare a pallacanestro. La tua partita è stata sicuramente ottima, sei stato top score con 13 punti, quindi insomma la tua partita è stata sicuramente positiva. Sì, mi sarebbe piaciuto fare due punti e vincerla e portarla a casa, però insomma dal punto di vista personale ci può anche stare, ok. Adesso vediamo, ci aspetta Gorizia, una partita abbastanza complicata. Abbiamo visto delle statistiche che hanno alcuni giocatori molto giovani, ma comunque che dal punto di vista realizzativo sono sostanziosi, voglio dire, soprattutto nel parco esterni. Quindi ci aspetta appunto una partita particolarmente complicata, soprattutto perché non vogliamo deludere le aspettative di tutti i tifosi che comunque arriveranno al palazzetto, che si sperano siano tanti. Infatti la società ha fatto una campagna di abbonamenti importante proprio per portare tifosi al palazzetto. Sabato contro Gorizia dovrebbe esserci, ci sono andata tantissima gente a sostenervi. Lo speriamo perché comunque è stato fatto tanto, come dicevi tu. Questa politica di abbonamento è stata fatta proprio per riportare la gente, a differenza magari dell'anno scorso in palestra. A noi farebbe piacere avere parecchia gente che tifa appunto per la squadra di Bassano. Un Bassano che ha i ferri corti con l'infermeria, molti giocatori ancora out, quindi bisognerà sacrificarsi ancora un po', insomma. Sì, dobbiamo cercare di adattarci ulteriormente, dobbiamo scalare tutti quanti di ruolo e dobbiamo metterci completamente a disposizione della squadra. Cercare fondamentalmente di coprire tutti questi ruoli che in questo momento non sono occupati appunto per questi problemi medici. Per quanto riguarda invece la partita scorsa, secondo te quali sono gli errori da evitare contro Gorizia? Quello di pensare troppo agli altri, cercare di... la chiave probabilmente è quella di giocare semplicemente a pallacanestro, giocare sulle cose che comunque lavoriamo e riproviamo in settimana e non cadere come è successo appunto nei primi due quarti contro Montebelluna in pensieri che comunque distolgono l'attenzione appunto sul giocato vero e proprio.